Gli acrobati e clown senza più un lavoro, gli animali nelle gabbie, in Sicilia il caso di un circo bloccato dal coronavirus e 2 paesi si mobilitano per sfamare i felini. Vediamo con l'inviata Maria Gianniti. C'è un po' di carne, un po' di scarti di pollo, un po' di tutto. Uno scatolone pieno di carne, così i macellai di Favara hanno risposto ad un appello lanciato sui social. Aiutate le nostre tigri e il nostro leone. Loro sono Johnny, Nini e Pikachu. Poi là abbiamo Leo, poi la piccola Trudy. E io ho cominciato ieri chiamando il sindaco, è stata molto gentile, si è messa subito all'opera. Noi il fatto che chiediamo l'aiuto per loro. 9 felini bloccati a causa del coronavirus. Dovevano riunirsi al Circo Orfei, rimasto a Caltanissetta. Di là ci sono dei ligre, poi abbiamo dei bisonti americani, un gruppo molto bello di cammelli e dromedari, poi ci sono i cavalli. Tanti animali da sfamare e poi gli artisti fermi da settimane. La rete della solidarietà si è subito attivata, a cominciare dalla Coldiretti e dalla Caritas. Bravo. Questo fieno che vi è arrivato per quanto tempo vi basta? Questo qua è per una settimana. Hanno fatto un programma, l'abbiamo stabilito insieme, non solamente per me qui, sì, ma anche per gli altri circhi. Ci manca tantissimo non entrare in pista tutte le sere, che per noi è una cosa normale, è un habitué. Quello ci manca tanto. Quando finirà tutta questa cosa, i circhi che si trovano in Sicilia doneranno una giornata per i cittadini siciliani perché lo meritano veramente tanto. Chiusi in casa aspettando che tutto passi.